Io ho cominciato a lavorare nel 1954 come orafo apprendista. Sono lavorato per 10 anni, poi lì mi sentivo sottovalutato per la mia capacità nei confronti del padrone. E in quel momento, facendo tanti modelli naturalmente, il titolare non mi seguiva. Da 70 mi sono messo in proprio, ho sempre continuato questa attività, diciamo così. Sono riuscito a creare anche modelli nuovi, facendo una 20-25 brevetti. Si parte sempre naturalmente dall'oro puro, che si rompono i banchi dove naturalmente la vendono. Si comincia a fare la fusione, dalla fusione alla preparazione, che nel caso nostro lavorazione a tubo. Dopo, quanto riguarda l'ucidato, naturalmente i bracciali vengono fuori finiti e naturalmente da lì si può vendere. L'azienda naturalmente va avanti per il merito dei figli che abbiamo. Attualmente socio abbiamo il mio figlio Luciano, però abbiamo anche la figlia che è qui presente, che si dà da fare collaborazione per la fabbrica. Non lo sapevo di diventare maestro artigiano, ma è stata la volontà dei figli che hanno voluto creare tutto questo. Quanto riguarda il mio lavoro è stato, quando si dice, specie sui brevetti, era stata una soddisfazione enorme.